Buongiorno da Chioggia, ha preso il volo il sindaco Mauro Armelao, come sempre disponibile alle nostre domande. Siamo qua a Chioggia appunto per la presentazione dei giovani che andranno a Lisbona a rappresentare per gli scout, ma anche Chioggia. Però vogliamo chiederle, come abbiamo chiesto al presidente della Confcommercio, un bilancio di questi primi 6 mesi del 2023, obiettivi anche, visto che ormai è più di un anno che lei è sindaco di questa città. Uno dei miei obiettivi, adesso approfitto per dirlo, sarà quello che ovviamente se a salute rimarrà, insomma, fra 4 anni quando ci ricandideremo, sarebbe già bello vedere che dal 45% di l'astensionismo si assottiglia e magari arriva al 20%. Quello sarebbe già una grande vittoria per la nostra città e anche mia, sinceramente, perché sto cercando di dimostrare che una sana politica che dà risposte concrete ai cittadini avvicina la gente alla politica, perché più il cittadino non è più sfiduciato, ma sì, intanto non vado a votare perché intanto che vada uno o l'altro non cambia niente. E invece sto cercando di dimostrare che il sindaco Armelao risponde. Il sindaco Armelao sabato e domenica prossimi sarà a Valli dalle 7:30 del mattino per il problema di via Pascolon. Abbiamo già fatto portare una transenna, abbiamo già fatto mettere su questa transenna il cartello di divieto di transito, escluso residenti e frontisti. Ho chiesto la presenza di una pattuglia della polizia locale, anche i volontari dell'Arma dei Carabinieri, così da educare la gente che arriva da Padova e da altre province al rispetto della segnaletica stradale che c'è dal 2008, ma che nessuno aveva mai fatto quello che abbiamo fatto noi e che faremo noi sabato e domenica. Poi nel frattempo con i lavori pubblici stiamo anche studiando una sorta di telecamera che controlli ovviamente l'accesso, così da disimpegnare, da liberare la pattuglia della polizia locale che ha anche altre incombenze sul litorale di Sottomarina e Isola Verde. L'abbiamo visto l'altro giorno con l'intervento che l'ambulanza è arrivata in ritardo, anzi ci sono anche belle notizie che approfitto per darvi, e quindi una telecamera che controlla le targhe, che va poi a multare, che andremo a multare la gente che non è autorizzata a transitare per via Pascolon, e chiaramente questi sono i segnali che i cittadini si attendono dalla politica. È chiaro che Valli, se vede che abbiamo consegnato il Ponte delle Trezze, alla fine dell'estate partiremo con le asfaltature, sistemeremo la questione di via Pascolon, inizieremo anche i lavori per la videosorveglianza, almeno le prime telecamere, quindi la frazione di Valli, ma come le altre frazioni, cosa potranno dire del sindaco, ma al di là di Armelao, cosa potranno dire della politica locale? Parlar bene, e quindi io quando sarà dirò andate a votare, perché abbiamo dimostrato che quando c'è un interesse collettivo della politica le cose si fanno. Tutte subito è impossibile, però gran parte stiamo dimostrando di poterle fare, perché sto mettendo il naso su cose ferme da 20 e 30 anni. Ricordiamoci il Cichito, ricordiamo l'ex centro sociale, ricordiamo la spiaggia Isola Verde, la parte che era gestita poi dalla parrocchia, quindi sono cose che tutti si chiedevano il perché, il per come, però noi stiamo mettendo il naso. Io non dico con coraggio, con volontà, con passione, sto facendo queste cose qua. Per la questione dell'intervento di Isola Verde, che ci sono state delle polemiche giuste, perché quando si parla di salvare una vita umana è importante il tempo di intervento, no? I minuti di intervento. L'ambulanza era un po' incastrata in mezzo al traffico, ma prima di questa cosa avevo già mandato la polizia locale a effettuare dei controlli anche a Isola Verde, hanno contravvenzionato autovetture anche lì, però grazie alla collaborazione con l'ASL, ovviamente, che siamo veramente in stretto contatto e ci sentiamo, non dico quotidianamente ma spesso, poi anche con il villaggio turistico, il villaggio Isamar, perché è giusto anche fare nomi e cognomi. Dal 1 di luglio al 30 agosto Isamar metterà a disposizione il proprio ambulatorio interno a un medico dell'ASL tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, ma poi uscirà un comunicato stampa anche dell'ASL che andrà ovviamente a sancire questi accordi. Ovviamente mi sono messo in prima persona io per creare il contatto tra villaggio turistico Isamar e ASL, perché oltre all'ambulatorio avremo la presenza di un'ambulanza della Croce Verde mattina e pomeriggio, quindi in caso di chiamata al 118 l'ambulanza non partirà più dal pronto soccorso del nostro ospedale, ma partirà direttamente dall'interno del villaggio Isamar, che sarà lì in pronto impiego, diciamo, pronta ad intervenire. Se tutto va bene, ambulanza e forse anche in quad. Quindi, ripeto,
sarà garantita anche la sicurezza dal punto di vista sanitario anche sulla frazione di Isola Verde. Poi, stabilizzata la persona ferita, se c'è bisogno va in ambulatorio, altrimenti si trasporta direttamente in ospedale, poi l'ambulanza ritorna per essere subito pronta per intervenire dalle 8 alle 20 almeno a Isola Verde. Quindi questa è una risposta che stiamo dando ai cittadini turisti e anche ai residenti di Isola Verde, perché anche il residente potrà, spero di no, potrà aver bisogno dell'intervento del 118 e l'ambulanza arriverà veramente in un minuto e mezzo, a fronte dei 20, 25, un anno è arrivata anche dopo 40 minuti a causa del traffico. L'altro obiettivo è quello del gattile, perché c'è un problema anche dei gattini, dei pelosetti, e quindi sapete quanto io ami ovviamente gli animali, però bisogna dare risposte un po' alla volta, dobbiamo dare risposte, cercare di dare quanto più risposte a tutti. Ecco, però ci tenevo a dire questo di Isola Verde anche perché la salute è importante, gli interventi devono essere garantiti e anche il personale medico infermieristico deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare bene in velocità, perché credetemi 30 secondi dopo o 30 secondi prima potresti salvare una vita e credetemi che fa la differenza.